Oh, se dorme profondo il CP, guarda, gli ho messo una sottiletta in bocca, vediamo, guarda, ce l'ha davanti, e ancora, si è svegliata, amore, è la sottilettina qua, guarda, porca miseria, non so, buongiorno. Ah sì, Italia, fermo, test capienza frigo, direi che il Capodanno è il miglior test. Allora, beh, direi che non è assolutamente pieno, ci sta ancora anche la verdura che lì sotto è tutto vuoto. Direi più che soddisfatto. Per il congelatore, vabbè, se c'era un po' di più, però vabbè, guarda, c'è il pesce del cane, un po' di roba, vabbè, ci stava ancora per quello, ok. No, dai, niente da dire, niente da dire. Buongiorno Italia, oggi è il giorno del raduno di Capodanno, cioè il 30, no? Intanto noi ci prendiamo avanti. Oh, fa un freddo becchissimo fuori, porca miseria, il motore ha fatto anche un po' di fatichina a partire. Diciamo, se dovessero esserci stessi problemi poi anche in montagna, quando andiamo ben più sotto lo zero, provo sto discorso del riscaldamento motore tramite la stufa dietro. E questa volta, già che è gratuita, ci prendiamo l'autostrada. Che altro perché la strada la sappiamo già, l'abbiamo fatta un sacco di volte, quindi... CP c'è? Dov'è CP? Emi, ci sei? Dov'è l'Emi? Essere in giro? Da qualche parte? Ti sbrindo poi il camper? Summer's in the air. Everything just feels so right. I see the distant stairs, but love is on my mind. Just come a little closer, don't overthink too much. The music's taking over, I wanna feel your touch. No need to be afraid, you know you got me. Whatever happens, happens, just take a chance on me. I never knew it would come true. It all feels new now that I found you. I never knew it would come true. It all feels new now that I found you. Ok, come puoi vedere, se avessimo scelto l'area camper di Barcis, c'eravamo solo noi, non c'è nessuno. Vabbè, io faccio il carico, poi ho visto le strade un po' inghiacciate, un po' di neve nei bordi, eccetera eccetera. Speriamo sia facile andare per Andreis, soprattutto la strada l'ho vista andando, adesso devo tornare indietro, quindi non lo so, adesso vediamo le mappe. Ok, speriamo bene, andiamo via. Mi raccomando, sempre quando vieni nell'area sosta Barcis, che hanno fatto un'entrata assurda, cioè strettissima la curva, questa qua, quindi mi raccomando, sei mezzi lunghi, insomma. Volta leggermente a destra e prendi strada provinciale. La strada è questa, sì, dai, vabbè, siamo arrivati. Ci sono delle cascate là sotto, cazzo, sono bellissime, ma non riesco a fartele vedere. Che strano vedere tutto bianco, vabbè, la strada è pulitissima e si va via ultra tranquilli. Io non ho ancora preso le catene, accidenti, devo prenderle, cioè in ogni caso, anche se non dovesse nevicare quest'anno, ma sono senza catene. Ecco, fai 50 metri che entri ad Andreis e non c'è già più neve. L'area camper dovrebbe essere qui, o abbiamo anche un baretto, un chioschetto che dubito sia aperto. Oh, che bello, siamo in riva al torrente, guarda, con la cascatelle. Ci sono le griglie, perfetto, che chiedevano se c'era le griglie, io non sapevo rispondere. Che bene, proprio in riva là, accidenti, hai capito? E questa è l'area camper, c'è già un tu. Adesso andiamo a vedere chi è. Qua, io direi che mi parcheggio qua. Vista sbriscio dentro il torrente fra un po'. Sì, bellissima, sì, aggiudicato. Non vedo un cazzo, perché siamo in controluce. Aspetta, vieni qua. Eccolo chi era, è Giorgio. Aspetta, fermo. Ecco, sì, avevo lo zoom al massimo. E Giorgio sei sempre il primo a arrivare. Sei un staccanovista delle puntine. Quello che gli hai fatto prendere il cane. Fabio, da Dio? Sì. Dove sei andato a prenderlo prima? Che ho già. Emi, va dentro, va a fare il giro, dai, guarda là. Guarda che pampana, guarda che tipa. Io vorrei uno così, ma... You've been knocking hard on the door. I've been locked.
Niente, ho fatto la foto al posto di fare il video. Comunque vabbè, dicevo che sono arrivati di tu, aspetta. Amy, dietro front, qui, dopo saluti, dai, qui. Vieni qui, che non so se hanno cani. Amy, dai. 2 volte. Fai furbi qua, eh? Mannaggia, sti cani moderni. Michele, sei là? CP, brava, va che do, sprova l'equilibrio di Michele. Ecco là. Non è che c'ho dopo l'equilibrio, una volta c'ho io l'influenza. Dai, Tu, no. Il 26 sono partito, il 26 mi è arrivato l'influenza. Porca miseria, non sta passando in bocca. Italia, sono tipo le 2. Io ho detto, dai ragazzi che andiamo a farci una camminata di là. Ma anche tipo 200 metri, cioè proprio mezz'oretta così finché c'è il sole. Dobbiamo solo capire dove attraversare, perché è un po' un casino. Vabbè, adesso chiudo il camper e andiamo giù a vedere. Vedi Italia, bisogna capire, allora, perché là puoi attraversare, arrivi qua e dopo da qua a là la vedo dura. Perché io ho gli scarponi impermeabili, ma gli altri non lo so. Di qua direi assolutamente no, perché anche se attraversi lì dopo non puoi più andare lì, quindi l'unica da provare è questa qua e scendere da di là. CP, meglio se non vai in acqua, Amy, di qua che c'è qua. Vediamo cosa combina. Come ho fatto, brava lì, brava, come ho fatto io. Dai, vieni su, brava. Wow, che bello! E beh, d'altronde noi gente di mare, ste robe qua le vediamo poco. Yuri, qualche volta bello. bisogna visitarla. Sì! È una bella cittadina. C'è una bella piazza con Castello Grosso. Dai. Basta. E basta, vabbè, ma sai che a me piacciono i castelli e le robe ancestrali. E adesso qua ragazzi, allora quello lì l'ho già visto, quindi qua, là, poi là la vedo dura, là la vedo molto scivolosa. Vabbè, proviamo. Amy, no in acqua! Ma perché? Lo sapevo, torniamo indietro, dai. Che dici? Eh sì, se non abbiamo punti appoggio, è strascivoloso. Proviamo di là, andiamo a vedere di là. L'importante è che ho sbagliato, invece di andare lì devi venirci qui. Boh. Proviamo Giorgio? No. Vabbè, noi andiamo, dai. Allora, tac, qua un po' bagnata. Poi io direi di prendere quello e quello di là. CP, grazie. Op. Poi qua intanto. Ma è là è strascivoloso. No, tu metti il piede qua, fai il salto e tieni subito qui. Da là a là? No? Da lì, vai lì. Qua al centro. Qua. Che è scivoloso, però stai attento. O da lì vieni qua subito, fai il salto. Porca troia. Non ci cade la macchina fotografica. Ma piuttosto là che è basso. Lì scivoli, è lì dove sono caduto io. Vedi che qua è tutto ghiaccio. Qui scivoli, devi venire di qua. Fidati. Fai un salto e un salto. Merda, acqua. Op. Wow. Non è che anch'io ho le scarpe Che un po'. Che figata. Sì, io sono bello. Curati che roba. Che va che luci, bello. Ah, era la cascatella. Tutto ghiacciato, pensavo che erano delle scale. È vero, è proprio tutto ghiacciato. Tutto ghiacciato. Là gli avrei buttato il sasso, ma dopo mi va il CP. Vero CP? Che te hai voglia di fare robe pericolose. E quindi andiamo a vedere di qua. Cosa? Adesso devi fare il cane scemo nella salita? Ah! Aiuto del cazzo! Cosa fai? Ah! Disgraziata! Dai che andiamo, dai! Permesso! Aia! Natura gelata e gelida! Che bello! Guarda com'è tutto un po' imbiancato, un po', cioè è imbrinato, non è imbiancato, vedi? Che figata! Bello, molto bello, su la verità, su una bugia fa schifo proprio, mamma mia che schifo! Devo far vedere il CP di Natale che era tutto innevato, ben messo,
Permesso. No, lì Amy no, che scivoli, non fare il cane pericoloso. Cos'era? Amy! È arrivata. Amy, vieni qui! Dai, vieni qui! Uz. È arrivata a bomba a 1000 all'ora. Cara, impazzito il CP. Ti piace, Amy? È bello? Ok, dai, adesso spero di non andare. Ok, stavo dicendo, no? Spero di non andare in acqua. Allora, dai, Amy, amore mio. Mi stai anche complicando la vita così, sai Gioia? Quello è strascivoloso. Ci provo. Fioi. 1, 2, 3. E sì, io faccio 1, meglio, 2, 3. Ah, help! Ce la faccio, ce l'ho fatta! Cazzo, se scivolano, ragazzo, non hai idea. Porca miseriaccia. È tutto ghiacciato. Rieccoci qua, guarda, abbiamo iniziato a montare il gazebino. Diceva Giorgio, era carino, no, se facevi il video che si montava il gazebino, però vedi, tu hanno potuto sperimentare in prima persona, no, che giustamente se Siga fa i video non puoi fare niente, e se fa qualcosa manca i video a fine, no? Quindi insomma un fiat fantasia in questo caso, cioè immagina sti tre qua che senza porche e madonne, perché insomma se anche la gente per bene, e tira su il gazebino. Intanto il primo, poi ne arriveranno altri e vediamo come organizzarci. Intanto per stasera. Adesso basta solo liberare un pochino. Sì, questa la uso per lo zerbino di entrata. È fantastica. Sai quanto l'ho pagata? Niente. Bravo. C'era un coso, come si chiama? Tipo un brico. Una roba incredibile. All'uscita aveva dei cestoni con scritto omaggio e tu ti sceglievi la roba. Omaggio? Sì. Dopo io da bravo Singano ho preso anche la pasta guarnizione per il motore, anche se non mi serve, hai capito? Tutto quanto. Luci a LED con attacchi sconosciuti. È omaggio, pensa a te. Ti offriva la roba lì. Sì, è simpatica sta roba. Sta spazzolina invece mi è strautile, la uso veramente un casino. Sì, vi siete trovati. I due di Vigevano. Terza volta, tutti da Vigevano. Questo video è piccolino, dove il mio paesino. Porca miseria, vero? Oh, guarda che lascia Michele, guarda. Porca miseria, ragazzi. È a casa dentro. Ah, aspetta, perché poi i tucci chiederanno, no, di quest'area camper, quindi prima che mi dimentichi ti dico il tutto. Allora, siamo ad Andreis, provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Guarda, c'è anche l'area picnic. E questa bellissima area sosta in riva al torrente innanzitutto è a pagamento nel periodo stagionale, dovrebbe venire, mi dicevano, sulle 10 euro, no? C'è il tassametro, e ha carico e scarico acqua spenti, quindi non funzionanti fuori stagione, tipo adesso che siamo a fine dicembre. E che altro dire, non c'è l'elettricità, ok, che tu poi mi chiederai dell'elettricità. Ci sono le griglie, eccola là dietro a Giorgio. Ci sarebbero i bagni che adesso ci sono chiusi, vedi, ci sono anche in fondo, aspetta, zoomiamo un po', là nel casotto, quello al centro, no? Ci sono anche i rubinetti per lavare le stoviglie. Come cose da fare? Beh, innanzitutto guarda, c'è il torrente che è sempre bello, è sempre fantastico, soprattutto nel periodo estivo. Puoi farti delle camminate all'interno dei boschi, cosa che ti sconsiglio vivamente nel periodo estivo e primaverile per via delle zecche. Siamo comunque sempre in Friuli Venezia Giulia, attaccato all'area di sosta, almeno per i primi giri di ricognizione che abbiamo fatto non abbiamo visto sentieri battuti, però ripeto, è il primo giro, magari c'è qualcosa anche di bello e camminabile fatto bene nei paraggi, però ancora non lo sappiamo. E dall'altra parte, alle spalle del torrente, c'è il paesino che dobbiamo ancora visitare. C'è andato Giorgio, ha detto che è carino, guarda, ti prendi quella stradina lì, vai su là, arrivi fin su al paesino, e credo che lo visiteremo domani con gli altri, magari che andiamo a berci una roba, o stasera, insomma, ecco, sempre senza programmi. È così bella la vita senza programmi. Posso mangiare quello che voglio, No, com'era il discorso, gli spaghetti li faccio io col martello che sbatte di cattiveria, che sembrava un po' minaccia. Gli spaghetti li faccio io col martello. alla bottarga. Spaghetti alla bottarga. È tipo alla bottana, quelli alla puttanesca? O no? È un'altra roba. È più leggera, più tutto, con so uova che era un diciamo, sinonimo di di pesce. puttans. L'ho spiegato prima io.
Aspetta, perché io sto continuando a registrare, ma non so se sto discorso di tempi 1.25 è corretto. Tipo adesso è 1.25, vedi? Non so se si vede a scatti. Cioè, bisogna provare. Comunque, oh, Italia. Ah no? Cioè, non posso farti il dove abito oggi. Perché? Ti spiego subito perché. Vieni qua. Allora, cioè, prima di tutto, finché la porta non viene rifatta, cioè che schifo, cioè, mi viene a depressione, cioè, no, vabbè, comunque, metti che la porta era a posto in ogni caso, no? Cioè, tu apri praticamente, dove abito oggi, intanto no spam, perché la porta è veramente pesante, ferma, piano, fa sbun, altro che... diciamo che messo così, vedo metà strada e vedo metà torrente, no? Cioè, uno che deve fare il vlogger deve un attimo falsificare la realtà, no? Come si usa a fare, no? E quindi ti direbbe dove abito oggi senza neanche al palo, vedi il torrente, eccetera, no? Un po' come ci hanno insegnato gli egizi con le piramidi, no? Cioè, e pare tipo in mezzo al deserto e invece c'è tutta la baraccopoli e la città dietro, non hai capito? Comunque hai visto anche la realtà delle cose, bella sta area camper qua, sì, proprio mi piace con la natura direttamente qui, bello. Il top per me resta sempre tramonti di sotto, certo non vedi il torrente perché è nascosto dagli alberi, però ce l'hai quasi alla stessa distanza, insomma, ecco. In cucina di Singano puoi vedere la famosa cucina senza ancora i cassetti, è la nuova dieta di CP. Allora gli ho preso del pangasio, mi pare sui 2,50 2,70 al chilo, una roba del genere. Adesso si sta scongelando, glielo cucinerò con del riso in bianco che gli ho fatto, e dopo ovviamente quello che avanza glielo metterò in frigo. Non so se era da cucinarne direttamente già 6, no, ho paura che dopo in padella non mi ci sta. No, vabbè, facciamo 3 alla volta, dai. Conti fatti, questo lo dico anche per chi spende soldini in crocchette da skate. Cazzo, 2 euro e 60, metti circa, adesso non mi ricordo di preciso, però metti 2,70 al chilo di pesce puro al 100%, capirai che poi ovviamente glielo allunghi con... riso soffiato, riso fresco che gli fai o quello che vuoi, ma perché se ci ragioni, no, effettivamente guardando nelle crocchette, dopo per carità varia, ma già delle crocchette tipo da un sacco da 13 kg 50-60 euro hanno un 10% di carne, a parte che non sai che carne ci mettono, cioè la serie possono esserci dentro un po' di ritagli, cioè lo schifo dello schifo. Però stiamo parlando sempre comunque di un 10%, dopo per carità c'è anche chi ne ha di più, però hai capito, vai a pagarci un sacco di soldi per avere un 10% di carne, il resto farine, roba da niente economicamente parlando, no? E che ovviamente gli fa male al cane, certo bene non gli fa. Quindi sì, certo è molto scomodo per carità, perché richiede i suoi spazi in un congelatore, in un frigo, ti può far la puzza, devi cucinarlo e tutto quanto, e giustamente sono due mondi un po' opposti. Vero CP sonnacchioso? Ma per il CP sonnacchioso questo è altro? Gli hai raccontato che prima sei andata a far la mona nel torrente, nel bosco? Ah beh sì, ho visto il video, è vero. Però se volevi raccontare, potevi anche raccontare, no? Siamo stufi. Sei stufi? Cara, stai apprezzando il calduccio? Sì, perché fa un calduccio qua dentro in camper, fuori c'è un freddo becco incredibile, perché veramente è brosa fuori. Ma dentro, con la stufa ancora spenta, c'è un calduccio, aspetta, quanto abbiamo? Sì, te credo 24 gradi. Con riscaldamento spento, Cioè qua che sta andando solo il frigo. Ok. Papediemi? Papine di CP? Buono, sì, senti, se vai già a naso. Vai già a naso? Sì, arriva, che faccia. Hai sonno, amore? Cara, digli, abbiamo dato, sì, abbiamo corso, abbiamo dato. Gli siamo vecchiotti e abbiamo dato. Che arrivare altri tu. Ecco, se arriva anche al Marco. E soprattutto i tosati vengono da Trento, tosato 1... Anche io e tosato 2, no, perché vado in modo. Lei non è proprio trentina. Non sei trentina? No. E sei paraguaya. Sì. Paraguayana. La gran paracula. È un canale scurile, no? Sì, si può dire.
Bravo ragazzo, hai indovinato, sì. Sì, d'altronde i sono i challenger, esatto, bravo, adesso saliamo dentro. Eccolo.